non dà l'identità di una Ok. Siamo- E, sì, sì, ho visto, ho visto. È comparsa una scritta. E, e quindi cos'è che fa l'essere e cos'è che fa l'appartenere? Abbiamo fatto come pastorale giovanile del Nord Italia negli ultimi anni una ricerca, tra virgolette, in modo molto semplice, però anche di domande ai ragazzi di laboratori sul senso di appartenenza. C'è un bisogno estremo di appartenenza oggi, però è un'appartenenza di passaggio. Cioè una volta uno entrava in una realtà associativa di qualsiasi tipo e quella era, ti dava la tua identità, adesso no. Quindi questa cosa non è che vuol dire che è fuori dalla comunità capi perché siamo capi e quindi questa cosa è chiara per tutti, non lo è per un cinquantenne, sono solo le vostre età, come lo è per un ventenne, è molto diversa questa cosa. Quindi questo mi pare un nodo importante di cui tener conto. E l'altra cosa è, ascoltavo un po', ho studiato e poi mi è venuto il cagotto per forza, forza di studiare, il vostro incontro di aprile, scusa Andrea se sono un po' grezzo, il vostro incontro di aprile, il buon Prada faceva la differenza tra gruppo, comunità, il primo che è coesione, il secondo legame, appartenenza, impegno attivo, partecipazione consapevole da parte di tutti. Ve la butto lì, chiaro che è una deformazione professionale. E se fosse che la comunità capi può anche piano piano diventare una fraternità, non siete frati, non è quello l'obiettivo. Però la fraternità secondo me c'è un po' un di più e provo a spiegarmi. Cioè, la fraternità non si improvvisa, non si costituisce perché l'abbiamo scritto sulla carta, la fraternità non è perché appartengo alla comunità capi, la fraternità è un po' di più. Cioè, mi metto in gioco e qui mi permetto di dire una cosa, poi non so se sarebbe stato interessante essere lì, poterne parlare un po'. Cioè, è vero che voi siete lì con l'incarico e la responsabilità grossissima dell'aiutare, ho studiato, la progressione personale unitaria dei ragazzi, dove insieme voi e loro siete ragazzi protagonisti e voi supporto, eccetera, eccetera. Però è vero, se ho capito bene, anche negli anni in cui poco ho conosciuto degli scout, che voi, uno scout è scout per sempre, dite di sì con la testa così vi vedo, è vera sta roba, benissimo, vedi che in prima fila, che bravi che siete. E allora, se è vera questa roba qui, permettetemi di dire, ma perché lo dico anche per me, rimane vero che anche tu, anche voi, ciascuno di voi, rimane comunque destinatario di una formazione. Cioè, voglio dire, magari è una roba, una boiata che dico è ovvio, non so se è ovvio, perché lo vedo anche tra di noi, c'è che il rischio di pensare che sono già frate, no? Sono già frate, adesso sono prete, faccio le mie robe, predico, faccio, eccetera. E in realtà, se io non sono consapevole di essere continuamente destinatario e ovviamente responsabile di quella progressione personale unitaria, e se non sono consapevole che anche noi lo siamo come comunità capi, facciamo un po' fatica forse a mettere in moto delle dinamiche nuove tra di noi, intendo. Per questo fraternità, cioè che nella comunità capi, con le giuste proporzioni, il rischio può essere quello di essere solamente funzionali al vostro incarico, che è certamente quello educativo per i ragazzi. Però il rischio è quello di essere insieme per i ragazzi. Questo secondo me non funziona e non funzionerà per forza, come dire, si alimentano le fatiche dentro la comunità, come per noi. Se noi stiamo insieme solamente per fare delle cose per gli altri, come una famiglia, se una coppia di sposi parla solo delle robe da fare per i figli, pian piano come dire, si sfilano le cose, si sfilacciano. Fra Lorenzo stamattina, ma anche alcuni tra di voi potrebbe testimoniare bene, io ho avuto a che fare un po' anche in modo tangente, quando una coppia, una famiglia va in crisi, una coppia di sposi va in crisi, tutti i vari percorsi di recupero vanno sul dialogo, cioè sul recuperare il primo amore, che non si intende tanto i bacini che ci davamo all'inizio, ma un dialogo che sia di ascolto reciproco. Questo mi pare anche pensando alle cose che diceva Lorenzo stamattina. Quindi gruppo comunità, può esserci qualche nota di fraternità dentro la comunità? La butto lì. Per fare questo ovviamente occorre farsi aiutare dall'esterno. Questo anche per noi è valido così, cioè nel senso all'interno si fa fatica ad uscire e ad essere liberi per provocare nel gruppo di cui anch'io faccio parte, come dire, un movimento virtuoso, la dico così. Cioè ci vuole qualcuno di esterno che possa provocare in questo senso, non so se gli assistenti ci sono dove ci sono, rispetto al loro bagaglio e anche formazione. Perché dico questo? Perché non esiste il capo perfetto, come non esiste lo scout perfetto. Io se fossi stato lì sarebbe stato interessante chiacchierare chiedendovi cosa vuol dire essere scout, quali sono le caratteristiche di uno scout, cosa vuol dire? Ne avete conosciuto voi uno che è proprio scout 360? Perfetto?
No, io ho poca esperienza, ne conosco pochi e quei pochi anche un po' difettosi. Ma perché dico questo? Francesco d'Assisi, adesso non ve lo leggo tutto, ma al limite poi Andrea ce l'ha. Dice a un certo punto nelle fonti che Francesco pensava quali qualità, virtù, eccetera, facessero il vero frate minore. E lui dice: sì, il vero frate minore è questo. Ve ne leggo due o tre, ma tanto per farvi capire l'idea. Il vero frate minore è quello che ha la fede di Bernardo, la semplicità di Leone, l'aspetto attraente di Masseo, la preghiera incessante di Ruffino, che pregava anche dormendo, dice di questo, eccetera. La carità di Ruggero, la robustezza fisica e spirituale di Giovanni delle Lodi. Cioè, Francesco dice: il buon, vero frate minore è pezzettini di ognuno. Ecco, io mi immagino la comunità capi così, cioè che non può esistere senza la lettura trasversale che mette in fila, diciamo così, le caratteristiche di uno dell'altro. Come non esiste il frate, non esiste lo scout, ma ci sono persone che provano a vivere secondo lo sfondo valoriale che dicevamo prima, ma non lo sono mai e lo sono sempre, non so come dire, è sempre un divenire, non esiste, non esisterà il capo perfetto, ma lo costruiamo, diciamo così, lo alimentiamo insieme in questo senso. Adesso non so se gioco con parole importanti per voi, io sono un po' così, chi mi conosce lo sa. Progressione personale unitaria, ok? Progressione personale comunitaria, cioè della comunità capi. Io credo che occorre provare anche a leggere all'interno delle vostre comunità, dei vostri gruppi, insomma, dove lavorate un po' come capi a favore dei ragazzi, provando a chiedervi quali sono quegli ingredienti che facciano fare a voi come comunità una progressione personale e comunitaria, perché questo allora diventa veramente un tessuto che non molla più. E poi si possono fare le cose insieme. Voglio dire, se non c'è questo sfondo, è faticoso poi dopo fare delle... Le facciamo perché abbiamo visto farle, le ripetiamo e piano piano andiamo un po' a noia in questo senso. E quello che dicevo prima, e che diceva anche Lorenzo in un'altra forma stamattina, fra Lorenzo, cioè il fatto di dare per scontato che perché uno appartiene alla GESCI è di per sé uno scout e la sua vita è molto chiaramente improntata su questo, io non lo do per scontato, ma non perché conosco voi, ma perché conosco noi. Cioè il fatto che io ho fatto la professione, che i frati con cui vivo, diversi di età, di mentalità, abbiamo professato tutti la stessa regola per tutta la vita, ma ognuno dentro di sé ha la sua idea di come questo, come dire, funziona. E noi funzioniamo benissimo fuori, ognuno fa cose fatte molto bene, ma tra di noi occorre lavorarci. E concludo, poi se c'è qualche minuto, non so, mi direte voi, dicendo questo. Noi da 2 anni in realtà, e prosegue anche per il prossimo anno, stiamo facendo a livello di comunità singole, diciamo così, quindi noi cinque che siamo qui, gli altri che sono da altre parti, percorsi di formazione permanente, cioè di autoformazione, di formazione tra di noi, con dei sussidi che qualcun altro ha preparato, a partire dall'incontro con personaggi, racconti biblici, ehm, che abbiano come caratteristiche, ok, cosa mi colpisce del testo, cosa il testo dice a me, ok. Ma la parte che mi interessava dirvi rispetto alla fraternità per voi, perché vale anche per noi, è questa, cioè alla luce della parola di Dio, provare a raccontare qualcosa della nostra vita. Cioè la cosa che sta succedendo nelle nostre fraternità è questa, cioè che piano piano, non è facile per nessuno, stiamo provando alla luce della parola di Dio a fermare le cose da preparare, ad ascoltare la parola, a dire cosa dice a me, capitemi, e poi a raccontare di noi. E questa cosa qui è molto più faticosa. Cioè, però è quella che fa da collante, perché se io so che quel frate là ha avuto questa situazione nell'infanzia, quell'altro c'è un fratello disabile che non sapevo, capito? Cioè, questa cosa qui sta facendo da collante, da legame e ci sta facendo diventare veramente fratelli minori. Per quello dico progressione personale comunitaria. Perché, e non sto parlando della confessione reciproca in comunità capi, non è questo che intendo, ma è trovare quegli strumenti, io vi dico questo, che rendano possibile il vostro conoscervi e quindi questo mette tantissimo cemento tra di voi, o chiaramente ascoltando, accogliendo l'altro, eccetera, eccetera, e questo poi su questo costruire la vostra azione educativa. Due esempi solamente, poi me ne taccio. Eh,
Uno è rispetto a questa cosa qui, molti anni fa a Marghera, lì vicino dove siete voi, sono stato in parrocchia un paio d'anni lì a Marghera, eravamo in cinque. Frate Olivo, che adesso è in cielo, Olivo Pillon, e, ogni lunedì si faceva preghiera sul Vangelo e si condivideva un po' di noi. Lui, io sono arrivato appunto gli ultimi 2 anni miei, a un certo punto il guardiano, il superiore, esulta perché lui mi diceva, dopo 5 anni che ogni lunedì pregavano i frati solamente sul Vangelo, eccetera, Fra Olivo ha detto non so se è una parola, io, l'articolo io, cioè aveva sempre parlato in terza persona. Finalmente, dopo tanto tempo, è arrivato a dire qualcosa di sé e questa cosa qui fa tutta la differenza del mondo. E quando tu tocchi delle corde tue personali e le consegni a un gruppo, a una comunità che ha cura di questo, diventa davvero un salto di qualità. Chiaro che ci vuole un patto associativo interno alla comunità capi, cioè di custodia, di ascolto, ci vuole un cammino che qualcuno vi aiuti a fare. La seconda cosa che volevo dire è questa. Con qualcuno di voi sono stato invitato, perché era una cosa degli scout, al triduo pasquale per comunità di clan a San Pancrazio per tanti anni, a Barbarano, con qualcuno di voi ci siamo conosciuti là, e poi in qualche altro luogo, insomma così. Per me è stata un'epifania del mondo scout. A, perché grazie a Dio finalmente non c'erano ragazzi solo, tra virgolette, già filtrati o già tamisà come arrivano da noi, ma un gruppo di ragazzi come ci sono dentro le vostre comunità. È stata un'esperienza molto bella. Ma non era questo che volevo dirvi, era quest'altro, cioè la scelta fatta con la staff lì è stata questa, di fare, i termini tecnici non li so e lasciamo stare, i ragazzi erano un centinaio divisi in vari gruppi di lavoro, di condivisione, di preghiera, perché si pregava abbastanza lì, e un gruppo, e quindi animati da noi frati con qualche suora, qualche altro capo, e un gruppo era solamente dei capi, quindi c'era gente che veniva dalla Toscana, dalla Lombardia, dal Friuli, eccetera, i capi facevano una cosa solo per loro come i ragazzi, spirituale, di condivisione, eccetera, eccetera. Due cose mi hanno colpito di quell'esperienza, in quest'ordine. Una, che i capi avevano una sete enorme di fermarsi, di dire, vabbè, ragazzi, ci pensate voi, noi stiamo qui e condividiamo un aspetto spirituale, relazionale, di condivisione. Questa cosa io l'ho vista sempre ogni anno, quindi presumo che sia una cosa diffusa. E quindi un bisogno delle comunità capi, no? Di avere tempo di ascolto e di narrazione reciproca della vita, non di idee o di robe da fare. E la seconda, che è capitata abbastanza spesso, che i ragazzi erano stupiti nel vedere i capi che tra di loro facevano le stesse robe che chiedevano di fare a loro. Quindi due prospettive, secondo me, che dicono, io ci credo molto, poi i tempi e i modi li capirete voi, non lo so, che sia possibile, e concludo davvero, passare da una comunità a una fraternità, o meglio ancora, la comunità capi si chiama così, di fare in modo che la comunità capi abbia anche delle note, dei profumi, non so come dire, che sappiano di fraternità, perché poi le cose succedono, le cose vengono fuori ed emergono. Ve lo dico perché noi come frati, io fino a poco tempo fa, poi mi hanno licenziato, ero coordinatore della pastorale giovanile per il nord di Doi Frati e tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme, fin da subito ci siamo detti, ok, facciamo 2 giorni di lavoro, la prima mezza giornata è per noi, ascoltiamo il Vangelo, ci diamo un tempo di preghiera, condividiamo la nostra vita di adesso e poi penseremo al da farsi. È cambiata la marcia delle cose. Per cui è possibile, voglio dire, bisogna trovare poi i modi, misura vostra, però ecco. Però che, ecco, rispetto al senso di appartenenza, secondo me pensateci bene perché non è più scontato, che per chi uno appartiene è, non lo è più. Scusate la fretta, ma così è andata oggi. Solo per ringraziarti Antonio e grazie di questo tempo prezioso che ci hai regalato e per i tuoi tratti che hanno completato un po' le attività che abbiamo vissuto tutti assieme oggi rispetto al ruolo fondamentale della comunità Capi nella progressione personale in Italia. Grazie ancora. Ciao a Ciao. voi, buon lavoro. Ciao, ciao.